Cesar e ha 26 anni e cerca anch'esso l'anima gemella. Ciao. Ciao. Allora, tu cerchi la ragazza ideale, l'anima gemella, cerchi la donna giusta. Devi cercare la ragazza giusta e cerco anche il ragazzo giusto. Cerchi uomo o donna? E io cerco una femmina. Femmina. È una Perché ragazzina. uomo non ti piace? Certo. Giusto? Perché se la maschio, se la femmina è femmina. A te ti piace la femmina. E certo, tutto il L'importante è chiarire esatto se tu sei disponibile per i maschi o per le femmine. Essendo che tu sei disponibile per le femmine, parliamo di questa ragazza che tu intenderesti trovare, giusto? Parliamo dell'aspetto fisico, ti piacciono le bionde, le brune, non so. Sì, tante femmine più belle, c'è la alta, simpatica, troppo carina, biondina, capello giallo, con bell'occhio. L'occhio clinico. Bravo. L'occhio praticamente ti dovrebbe guardare con accondiscendenza. Tu lo sai una cosa, quanto ce l'hai l'occhio, le femmine quando guardare tante cose di le femmine. Cioè, tu la prima cosa che guardi di una femmina che cos'è? Tutto cosa? Cioè, ma la prima cosa, il concentramento dove va l'occhio? All'occhio. Sì. All'occhio subito, guardare l'occhio delle femmine, capire tutto cosa. Sì, ma dico, una volta che tu guardi la femmina, giusto? La prima cosa che ti attira di una donna, esatto, che cosa? Vai tranquillo. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Vabbè, non posso fare. Ci siamo abituati. Non sai una cosa. Non ci offendiamo noi. La prima cosa che vai guardando in una donna, quando tu vedi passare una donna e dici mamma mia che bella ragazza che è, giusto? Che cos'è che vai guardando in questa ragazza per suscitare quell'attenzione nell'occhio tuo parlando verso quella ragazza lì? Qual è? Cioè la zona che guardi qual è? Aspetta, tranquillo. Lo so tranquillo, lo so una cosa. Che sei femmina? Tu sai la femmina? È bella. Certo, la femmina deve essere bella. È bella. Aspetta, quando si dice questa cosa bella, tu capire tutto cosa. Tutto capire sì, questo ma per te piacerti la femmina è giusto, è capire che la femmina è bella. Che cos'è che ti attira di quella donna? La zona. Alto, basso, metà. La donna da basso. Basso, quindi guardi la zona bassa. Ecco, già capito tutto finalmente abbiamo detto una cosa. Ora detto cosa. Dunque, nella zona bassa guardi destra o sinistra? Più avanti, a destra. Più avanti a destra. Cioè? I glu? E tu lo sai come? I glu? L'amore come? Come la vita. La vita è bella. Bravo, più avanti e dietro, e a destra e a sinistra, così come la femmina tu vuoi dire. Cioè praticamente tu guardi i glu. Glutea. Aspetta. E l'abbiamo capito. Va bene, l'abbiamo capito. Evitiamo questo discorso. Parliamo di questa donna che tu vuoi incontrare. Tu hai 26 anni, giusto? Giusto. Sei residente qua a Marsala, quindi questa donna da che età la dobbiamo cercare? Partiamo da una base. Io lo so, io ce l'ho un ragazzo, già a posto, tutto bene. Ci ho l'altra, guardare più avanti, più bella, guarda cercare l'altra, e dice, mi ce l'ho io, già a posto. E qui, in questo momento non mi ricordo come si chiama, se me lo dice ve lo dico. Come ti chiami? Lazzar, 26 anni, residente qua a Marsala, in cerca di una donna ideale, la ragazza giusta. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, lo state guardando, Cesar qua si presenta bene, è un bravo ragazzo, 26 anni. Non possono fare altro che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Cesar è qua, si mette a vostra disposizione. Cesar, in questo momento le telespettatrici sono a disposizione, stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare un certo messaggio particolare guardando la telecamera? lo sai una cosa, ciao a tutti, buona domenica, buon fortuna con tutti gli amici qui. Magari tu ce l'hai fortuna con belle ragazzine, con belle femmine, tante cose, tutto un bacio. Bravissimo, bravissimo, complimenti. Amiche telespettatrici, chiamatelo. Cesar è qui che vi sta aspettando per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Ciao ciao. Ciao ciao.
categorie